nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, fra i cori angelici dell'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici dell'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Nel nome del Dio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo di voi. La liturgia oggi ci permette di un ricordo privilegiato della Madre del Signore, il santo nome di Maria. Vogliamo guardare a lei come un punto di riferimento, come via sicura per arrivare al Signore. Affidiamoci alla sua intercessione materna per essere graditi al Signore e con profonda riconosciamo la nostra pochezza umana e diciamo: Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, Dio onnipotente, misericordia di noi, perdoni i nostri e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che fra tutte le donne hai scelto la Beata Vergine Maria e l'hai colmata della tua grazia perché divenisse madre del tuo Figlio nostro Redentore, concedi a noi che veneriamo il suo santo nome di essere liberati dai mali che oggi ci opprimono e di ottenere con lei la vita eterna. Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, come avete accolto Cristo Gesù, Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il corpo di ogni principato e di ogni capo di ogni principato, di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spoliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui sepolti nel battesimo,
risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della carne, perdonandoci tutte e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Buono è il Signore verso tutti. Buono è il Signore verso tutti. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti. Misericordioso e pietoso è il Signore, all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Buono è il Signore verso tutti. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Buono è il Signore verso tutti. Alleluia, 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 alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò 6 suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Salfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. Era gran folla di suoi moltitudini di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una semplice focalizzazione sulla parola del Signore e poi un riferimento alla liturgia che celebriamo in relazione a quanto Sant'Antonio ci dice in un suo sermone. Nella prima lettura l'Apostolo Paolo presenta una sintesi straordinaria dell'esistenza cristiana. Ci presenta la vita cristiana come un cammino. Camminate nel Signore. Ci sono diversi modi di camminare. Il cristiano ne ha uno solo.
e Paolo ce lo indica. Camminate nel Signore, il che comporta allora lasciare da parte tante altre prospettive, tante altre sensibilità, modalità di scelte, di stile di vita. Camminate nel Signore, ma con una particolarità: rimanda alla Pasqua di Gesù. Ecco il centro della vita, il traguardo del cammino cristiano, nella Pasqua del Signore. E il brano del Vangelo segna una tappa fondamentale nella vita pubblica di Gesù: la scelta dei 12. Una sottolineatura propria dell'Evangelista Luca. Prima di scegliere tra i tanti discepoli di 12 e costituirli come collegio, Gesù passa la notte in preghiera. Ci dà un ammaestramento l'Evangelista. Attraverso l'esempio di Gesù anche noi come discepoli siamo chiamati a fermarci prima delle scelte fondamentali della nostra vita, ritirarci nel silenzio, nel raccoglimento interiore, nel confrontarci tra quello che è la sensibilità o quella cosiddetta esperienza o saggezza umana e ricercare il volere del Signore. Sant'Antonio di Padova, in riferimento alla liturgia che stiamo celebrando, in un suo sermone parla così del nome di Maria e della figura di Maria. Siamo nel sermone e la conclusione del sermone della terza domenica di Quaresima. Aveva sviluppato il tema della città di rifugio e Cristo è la città di rifugio, e in questa prospettiva considera la figura di Maria. Rifugiati presso di lei, perché è lei la città del rifugio. Come in antico il Signore, così è scritto nel libro dei Numeri, stabilì le città di asilo nelle quali potesse rifugiarsi chi avesse involontariamente commesso un omicidio. Così adesso la misericordia del Signore ci ha dato come rifugio di misericordia, anche per chi ha ucciso volontariamente. Una torre inespugnabile è il nome della Madonna, perché presso di lei si rifugi il peccatore e sarà salvato. Nome dolce, nome che conforta il peccatore, nome di beata speranza. Signora, il tuo nome è anelito dell'anima. Il nome della Vergine era Maria. Il tuo nome è profumo olezzante. Il nome di Maria è giubilo al cuore, miele alla bocca, melodia all'orecchio. Giustamente quindi, la lode della Beata Vergine Maria, il grembo che ti ha portato e le mammelle dalle quali hai succhiato il latte.
Dio Padre ascolta sempre la voce dei suoi figli che l'invocano. Uniti nella stessa preghiera di Gesù e al suo sacrificio fondamenti della nostra fede, preghiamo insieme e diciamo: Dio della luce, ascoltaci. Dio della luce, ascoltaci. Signore, rafforza la fede della tua Chiesa affinché sia primizia dell'umanità riconciliata e donale di aver parte alla pienezza di Cristo per edificare il mondo nuovo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, fa che la luce della fede fecondi le opere dei legislatori e dei giudici, perché possa sempre e per tutti trionfare la giustizia e la pace. Preghiamo. Dio della luce. Signore, fa che a nessuno manchino la casa e il pane quotidiano e suscita nei tuoi figli la capacità di condividere le proprie risorse rifuggendo da ogni egoismo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, dona a tutti gli uomini di saper vivere gli uni accanto agli altri, sul modello del Vangelo, senza liti e contese, ma nella mitezza e nell'umiltà. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, dona a tutti la capacità di dominare l'aggressività, l'egoismo, il bisogno di false sicurezze, perché cresca la fraternità fra tutti e la pace per ognuno. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. Signore, a tutti noi preghiera pura e ardente, perché la vita nuova del vegliare della nostra esistenza, rendendoci apostoli e testimoni del tuo Vangelo. Preghiamo. Dio della luce, ascoltaci. O Padre e Signore di tutti, salga fino a te la nostra supplica, accogli i nostri bisogni e le nostre necessità per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando ad altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Signore, ricevo dalle tue mani questo sacrificio, ad ode e gloria del nostro nome, per i beni nostri e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, i nostri doni e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, fa che i nostri cuori, illuminati dallo Spirito Santo, siano uniti sempre. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
noi ti lodiamo, ti benediciamo per il Cristo tuo Figlio, nel ricordo della Beata Vergine Maria. Umile accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di condivisione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli santi, acclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al Santo, lo Spirito Santo unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono dati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con la fiducia di figli, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, con i nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi,
forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Vediamo, o Dio, che ci hai nutriti alla mensa della tua parola e del pane di vita, donaci con l'aiuto della Vergine Maria di respingere ciò che è contrario al nome cristiano e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e ci accompagni con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 256. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signore, solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creator. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, solo è santo.